Sicuramente anche emerge dalla presentazione di oggi, quello dell'ambiente non è un bell'ambiente. Ci sono grandi interessi, grandissimi, difficile governare certi processi quando gli interessi in gioco sono così grandi. È giusto ricordare che l'industria dei rifiuti, con quella delle armi e della droga, è quella che fa un fatturato maggiore a livello nazionale, quindi impegno legislativo, sui controlli, ma sicuramente un impegno morale, una sensibilità da parte di tutti, perché la difesa dall'illegalità nasce anche dai comportamenti di ciascuno di noi. Il libro presentato oggi ci dà una figura del Veneto come una terra dove purtroppo l'abbandono dei rifiuti era una prassi abbastanza consolidata e diffusa fino a pochi anni fa. Fortunatamente nel 2015 il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il piano rifiuti che prevede un principio fondamentale, il principio di prossimità, e cioè il rifiuto viene collocato nel luogo più vicino a dove viene prodotto. Questo per evitare lungaggini nel conferimento, ma soprattutto l'inserimento di manovre occulte di dirottamento di rifiuti e di utilizzo di questo sistema di trasporto come un business illegale. Oggi abbiamo la responsabilità, di fronte anche a queste testimonianze dirette, di far valere la regolazione del mercato dei rifiuti, di far valere il principio di prossimità, di far valere anche la trasparenza massima nella tracciabilità di questi prodotti che in un territorio fortemente sviluppato continuano ad essere presenti nella nostra filiera, diciamo, produttiva. Quindi una responsabilità che le regole che ci sono vengano soprattutto rispettate in collaborazione con la magistratura e con le forze dell'ordine. Fare la presentazione in questa sede rappresenta proprio una prima risposta che la politica deve dare. La Commissione antimafia ha più volte evidenziato come nel Veneto il problema sia presente, sia quello ambientale nella gestione dei rifiuti, sia il rapporto con le organizzazioni criminali e mafiose, quindi credo che una risposta sia stata quella di effettuare questa presentazione, di mettere in evidenza il fatto che ci sono stati nel corso degli ultimi anni quasi 30 incendi che hanno riguardato impianti di rifiuti, segno di una presenza della criminalità organizzata, quindi che va combattuta con tutte le armi e con tutta la forza. Ricordo inoltre che il tema riguarda come i cittadini, perché quando si seppelliscono rifiuti tossico-nocivi sotto i nostri terreni, poi questi rifiuti producono dei veleni e questi veleni vanno a finire nelle cose che mangiamo, nelle cose che beviamo, riguardano l'aumento di presenze cancerogene e tumorali, quindi riguardano tutti i nostri cittadini. Questo libro, che si chiama Oltre Gomorra e rifiuti d'Italia, in realtà non si ferma ai rifiuti d'Italia, cioè non è una mappa di quest'Italia devastata dagli abbandoni, dal fatto che i rifiuti sono stati sepolti, nascosti e quant'altro, ma nasce dall'esigenza di capire come mai per 25-30 anni, pur sapendolo, non si è riusciti a impedire, frenare il traffico illecito dei rifiuti, che tra l'altro continua tutt'oggi. Quindi in qualche modo è anche di attualità, basta aprire i giornali e avremo quasi quotidianamente notizie di rifiuti che si trovano non solo al sud, ma anche qui da noi nel Veneto, nel nord Italia, eccetera, ovunque. E questo problema evidentemente è stato non avvertito e comunque non osteggiato per decenni. Sarebbe il momento di cominciare a pensarci seriamente, anche in una sede politica come questa. Quindi presentarlo qui in Consiglio regionale è intanto una cosa che mi fa un piacere immenso, ma anche perché è uno dei luoghi in cui si possono prendere decisioni, anche se alcune competenze sono centrali, statali, ma decisioni proprio operative che funzionano sul territorio per opporsi a che lo scempio continui. Uno sfregio al territorio diventa uno sfregio alle persone
e uno sfregio per relazione anche alla politica se non ci pensa. Quindi è un preciso dovere della politica, proprio come amministratori del territorio, preservare il territorio. E qui non si parla solo di flussi economici, criminalità, malavita, eccetera, eccetera, ma proprio di sanità di dove viviamo. Non c'entra solo la salute, c'entra il paesaggio, eccetera. C'entra una buona gestione del nostro fare. Siccome siamo capaci di fare anche qui nel Veneto, facciamolo bene. Un libro da leggere oltre Gomorra, un libro da leggere perché mette, come dire, i puntini sulle i su questioni che sembrano molto lontane nel tempo. Stiamo parlando degli anni a cavallo tra gli anni 80 e 90, l'inizio del grande business illegale sui rifiuti, e che dice una cosa molto chiara: la camorra non è stata regista di questo business, ha partecipato e ha approfittato di questo business, ma ci sono tanti attori, politici, imprenditori, funzionari, e quindi siamo di fronte a una rete di collusioni che hanno portato questo business a diventare un business che dura tuttora, che è evoluto, che è cambiato, e questo libro peraltro ne segue le evoluzioni, le racconta, fa nomi e cognomi, è una lettura interessante.